dati e quegli obiettivi che nessuno ci ha mai dato. Io rabbrividisco quando vedo che vengono finanziate le fiere o le sagre. Queste cose vanno bene, ma si pagano coi soldi di chi le organizzano. Gli enti pubblici, la regione deve finanziare le opere e i servizi sociali che servono ai cittadini, non le banalità dove si alimentano sprechi che tutti i giorni escono nei giornali. Ed è per questo che io mi impegno per poter fare in modo che la regione sia davvero quell'anello di trasmissione tra il comune, la gente e lo Stato. Molto spesso noi che viviamo nei comuni vediamo uno Stato che ci tartassa, che ci penalizza. Siamo stufi di vedere un governo a Roma di sinistra che penalizza i comuni virtuosi per dare i soldi ai comuni spreconi. Siamo stufi di vedere enti pubblici che hanno centinaia e migliaia di impiegati pubblici che non fanno niente, quando abbiamo degli enti virtuosi che invece con poche risorse fanno dei miracoli. Non vogliamo più un governo nazionale che continui a tassare e a tartassare la piccola e media impresa che ormai è alla canna del gas. Queste cose devono cambiare e se non cambiano diventa un problema per tutto il nostro Paese. Noi abbiamo bisogno di investire le risorse nell'Italia che produce, abbiamo bisogno di eliminare gli sprechi per dirottarli nel mondo dell'impresa che assuma e che faccia lavorare la gente. Purtroppo la crisi continua a farsi sentire, nonostante il buon Renzi chiacchierone continui a dire che le cose stanno cambiando. Che venga nel mio ufficio, dove tutti i giorni ho gente disoccupata, che non arriva a fine del mese, che è disperata in questo momento di difficoltà. Questa è l'Italia purtroppo che c'è in questo momento e che non si vuole cambiare, perché da quando c'è questo governo di sinistra non c'è stato un taglio di sprechi e della spesa pubblica improduttiva. La crisi è stata pagata dal mondo dell'impresa e dagli operai privati. Il pubblico non si è tolto un euro dalle tasche per pagare la crisi e non possiamo pensare di far pagare un apparato pubblico sprecone a un sistema privato che ormai sta soffocando dalle tasse. Questo è quello che vogliamo, questo vogliamo portare all'interno delle istituzioni. Vogliamo una regione che sia più vicina al territorio, vogliamo una regione che risolva i problemi di sicurezza idraulica del territorio. Io ho lanciato il progetto dell'idrovia 15 giorni fa, togliamo l'acqua che viene dalle montagne, stanno alzando gli argini del Vicentino e ci sommergeranno d'acqua nel momento in cui ci saranno piovosità eccezionali. Noi abbiamo bisogno di opere che risolvono i problemi del territorio, abbiamo bisogno di una regione che investa sulle cose che servono, abbiamo bisogno di una regione che investa nel sociale, che investa nei servizi, che tolga gli sprechi e la spesa pubblica per aiutare i cittadini. Questo è l'impegno che personalmente voglio assumermi. Io mi sentirò che non sono più me stesso, lascerò la politica perché significa che non è più la mia ora. Io davvero vi ringrazio per essere qui, per la stima, per il calore, per l'entusiasmo che mi state dando, perché vi assicuro che non vi deluderò e porterò avanti al massimo quelle che sono le necessità e i bisogni di questo territorio, sia per Albignasego, sia per Padova, sia per tutta la provincia. Io davvero vi ringrazio, vi abbraccio, mi avete fatto provare un'emozione che è davvero entusiasmante. Saluto la mia famiglia in modo particolare che mi è sempre vicina e vi assicuro che io andrò avanti sempre a testa alta perché ognuno di voi ce l'ha qua dentro e quello che mi trasmettete è un valore che non posso mai dimenticare. La cosa, guardate, la cosa che io vi chiedo davvero di fare, il messaggio che vi sto dando, trasmettere un messaggio dove possiamo ritornare a riappropriarci della politica e possiamo ritornarci ad appropriarci delle cose che servono da avere al nostro territorio. Per fare questo io vi chiedo di fare una cosa molto semplice, di comunicare alle persone che vi sono vicine che il 31 maggio, quando si va a votare, di scegliere la persona che ci dà la fiducia
e a cui vogliamo attribuire la nostra fiducia. Non basta la croce sul simbolo, bisogna scrivere la preferenza, perché le persone vengono scelte scrivendo il nome o il cognome del candidato, e questo è un valore democratico che non possiamo dimenticare. E quindi a ciascuno dei vostri familiari, delle persone che non sono qua, dite: quando andate a votare il 31 maggio fate la croce su Forza Italia e scrivete Barison, e io vi assicuro che il mio impegno sarà un impegno forte, profondo, e che sicuramente darà dei forti benefici al nostro territorio e cambierà una politica che purtroppo è la delusione di tanta gente. Io davvero vi chiedo questo, vi chiedo di essere una squadra, una famiglia che si riconosce in una persona, che si riconosce nei valori forti che ognuno di noi ha dentro, per poter dire: abbiamo fatto tutto quello che potevamo per cambiare questo paese e per lasciare ai nostri figli qualcosa di positivo. Io vi ringrazio, vi saluto, vi do un abbraccio e mi raccomando, vi voglio vicini fino all'ultimo giorno di questa campagna elettorale, perché ne ho davvero bisogno. Grazie al Vignasego, grazie a Padova, grazie alla provincia, grazie ai sindaci, ai consiglieri, agli assessori, ai cittadini, agli imprenditori, agli operai, a Nicola, Eleonora, Manuel, Andrea, Simone, tutti voi siete con me e vi porterò in regione con me. Grazie, grazie, grazie.